diciamo, questi reati sono puniti anche a livello preventivo più che altri. Basta dire che la legge 24 novembre dello scorso anno ha tolto i limiti di pena che esistevano per la possibilità della custodia in casa. Ci sono dei limiti di pena generali per la possibilità di prendere una misura cautelare di custodia in carcere anziché una più blanda. Bene, questi non valgono per i reati di violenza domestica e di genere. Quindi, poi c'è la possibilità dell'allontanamento dalla casa familiare, del compagno maltrattante, c'è la possibilità del divieto di avvicinamento, che è stata resa più stringente che un tempo, sia perché la distanza minima adesso è stata portata a 500 metri e il braccialetto elettronico è diventato la regola. Poi sì, il braccialetto elettronico non funziona perché ci sono dei problemi tecnici ancora, ma questi saranno risolti per venire dalla tecnica. Quindi il problema della mancanza cioè dei casi di mancate denunce non è tanto nel fatto che le misure non siano incisive, è nel rendere consapevoli le vittime che le misure ci sono incisive. C'è anche una rete di avviso molto efficace di sostegno di case protette, di alloggi protetti per le vittime. Una remora può essere, l'atteggiamento delle forze dell'ordine sicuramente nel corso degli anni è cambiato e non c'è più assolutamente un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle donne che denunciano situazioni di abuso. Anzi, vengono trattate in maniera molto comprensiva, diciamo anche amichevole, vengono messe al proprio agio il più possibile, non c'è assolutamente un atteggiamento di incredulità. Una remora che può esserci, però non dimentichiamo che queste situazioni di abuso, di maltrattamento, di violenza si innestano su una relazione di carattere amoroso o comunque affettiva. E l'animo umano è molto complesso, per cui una remora o una denuncia può essere anche quella che la vittima conservi comunque un residuo di affetto, per non dire di amore, nei confronti di chi la sta trattando male. O comunque sia frenata anche dal fatto che, anche se l'amore e l'affetto non ci sono più, la persona che da denunciare è il padre dei figli anche della vittima. Queste situazioni non possono essere tagliate, recise attraverso interventi normativi. Qui è una cosa molto personale ed è un percorso anche di crescita di consapevolezze culturali e psicologiche.